1, 2, 3. Segnale convalidato con al comando Dorothy Moon che viene attaccato da Celi Egral. Poi Blera e più indietro c'è Dursamore SM che ha patito un po' la partenza con il numero 1 mentre ha praticamente raddoppiato la penalità Danubio Tav che ora è a una quarantina di metri dalla testa. Celi Egral dunque su Toro di Moon davanti alle tribune, in terza posizione rimane Blera a precedere Dursamore SM, mentre Danubio Tav cerca di ricongiungersi in coda al gruppetto, ma davanti Celi Egral continua ad andare via, discreta andatura, 46,2 per i 600 iniziali. Dorothy Moon in seconda posizione, poi Blera, Dursamore e Danubio Tav in un quintetto che rimane invariato anche al completamento del giro, 800 metri che se ne vanno in 1,5, in vantaggio c'è Celi Egral, Dorothy Moon che si mantiene un paio di lunghezze, poi Blera, Dursamore e Danubio Tav che si è ricongiunto. Si avvicina così il chilometro, completato in 1,17,2 dalla testa. Ancora rigorosamente tutti in fila indiana al secondo passaggio davanti alle tribune. E Danubio Tav a questo punto coraggiosamente cerca di muovere dalla coda, dopo aver regalato anche metri in partenza. C'è però l'anticipo da parte di Blera e di Dursamore SM. Blera prova ad avanzare, Dursamore ne segue l'azione, poi Danubio. 600 alla conclusione, un parziale in 15,4, Celi Egral leader, Dorothy in scia, poi Blera che progredisce seguita da Dursamore SM, ancora Danubio Tav. Accenna la terza ruota Dursamore, si porta su Blera e la sopravanza in breve, a contatto della testa c'è sempre Dorothy Moon, ma viene via cattivo Dursamore SM. Dursamore attacca a metà della curva conclusiva, Celi Egral prova a replicare, ma Dursamore viene con azione incisiva al suo esterno. Retta d'arrivo con Dursamore SM che è passato su Celi Egral che appare un po' in difficoltà nel finale, vince nettamente Dursamore SM, mentre per il secondo all'interno la spunta Dorothy Moon. 1,17,3 il ragguaglio conclusivo con 34 a chiudere. Bella prestazione per Dursamore SM che era partito così con i nastri, del resto col numero 1 non si è scelta, ma è poi progredito nel mezzo miglio conclusivo. In particolare 400 finali ha dato un duro attacco a Celi Egral passando in dirittura e vincendo largamente. Al secondo finisce Dorothy Moon. La vittoria per Dursamore SM, Giuseppe Leanza in sediolo, Vincenzo Ferranti al training, la proprietà dello stesso Giuseppe Leanza.